Girovagando in lungo e in largo nell'Istria croata, abbiamo già visto e assaporato davvero un po' di tutto. Con il nostro Eddie Camper e consigliati dall'Ente per il Turismo dell'Istria, eccoci in questa occasione circa a metà della costa occidentale ed esattamente a Vrsar, Orsera. Veniamo così stregati da una natura splendente e da una gastronomia di altissimo livello, con prodotti dalla genuinità perduta in molte parti del nostro mondo. Ci siamo fatti raccontare questa meravigliosa località da Tina Slamar. Orsera è situata su una collina prominente nell'immediata vicinanza alla costa dell'Adriatico e per questo esistono posizioni da cui si vedono benissimo le isole vicine, isolotti, insenature e baie. Il più grande di tutti i punti panoramici si trova ai piedi della chiesa di San Antonio di Padova, sotto la porta minore della città, dalla quale si gode un'ampia vista nella direzione sud-ovest. Forse pochi sanno che a questo paese si associa la figura di Giacomo Casanova. Giacomo Casanova nel 1743 è sbarcato a Orsera per via di una tempesta. Dal sacerdote locale gli ha offerto sarde e buon vino. Dopo mangiato si è divertito con la cameriera del sacerdote. Casanova è tornato, ma non sappiamo esattamente perché. A noi piace dire che è per via della nostra splendida natura e per le bellissime donne di Orsera. Noi lo celebriamo con il Casanova Fest attraverso varie forme artistiche, serate letterarie, mostre, eventi musicali, proiezioni cinematografiche ed un festival dell'amore e dell'autismo. Il nome di Orsera è molto antico, è il nome della nostra città nelle fonti, nei documenti medievali, è citato in diverse varianti, Ursarium, Versarium, Orsarium, che deriva dal latino ur, che sarebbe fonte, cioè Orsera e fontane erano fonti d'acqua per i pescatori. La tradizione della pesca vive ancora oggi con i nostri pescatori e organizziamo anche le feste del pescatore che si tengono d'estate 5 o 6 volte e poi ci sono anche le gite in barca. Porta antica di Orsera che si apriva nel momento in cui le campane del campanile al mattino cominciavano a suonare e si chiudeva la sera con l'ultimo Ave Maria e la gente che restava fuori rimaneva a dormire nella chiesetta di San Antonio che si trova davanti alla porta antica. C'era un cavaliere che non lasciava, dopo la chiusura della porta, non lasciava nessuno dentro, neanche gli animali. Questa storia la ricordiamo ogni anno con un evento che si chiama la Sagra, la fiera sotto il castello, dove ci sono cavalieri che sono davanti alla porta e lasciano la gente entrare dentro per poi chiuderla, che la gente festeggi nell'interno della città. Orsera è anche conosciuta per le sue cave di pietra. Da questa pietra di Orsera, sono state costruite anche delle parti di Venezia e Ravenna. In questi tempi questo collegamento con la pietra l'abbiamo tramite il Montracher Scuola della Scultura, che si tiene ogni anno alla fine di agosto e inizio settembre, dove scultori di tutto il mondo, studenti, vengono a fare sculture di pietra.
Queste sono Beppo e Tonina, sculture fatte nella nostra scuola estiva della scultura Montracher. Beppo e Tonina sembra guardino questo bellissimo archipelago di 18 isolette e ammirano Orsera anche loro. Vi aspettiamo a braccia aperte nella nostra bella località dove potrete assaporare piatti buonissimi nei nostri ristoranti di alta qualità e adesso vi facciamo vedere un esempio. Io sono chef Paolo Ferco di Fancita di Orsera e oggi prepariamo un piatto freddo e cominciamo con le sarde tipiche di questa zona, dei nostri pescatori, che sono abbastanza, diciamo, consumate in queste zone. Così facciamo un patè di figo secco e di sarde. Usiamo un figo secco e lo tritiamo bene. Mettiamo, diciamo, 10 di filetti di sardone e tritiamo e facciamo un patè. Ecco, adesso è diventato un patè con la grappetta, giusto un goccio. Il fico secco è usato in cucina, diciamo, istriana e i sardi sono anche specifici qua perché i nostri pescatori li prendono e li mettono sotto sale. Ecco, adesso facciamo i scampi che sono più buoni scampi del mondo, del corner, diciamo. Facciamo una tartara condita con olio istriano, bianchera. Adesso puliamo il scampo, togliamo la testa dalla coda. Dalla testa mettiamo il sugo che dopo con olio condiamo il scampo, lo scampo lo tagliamo. Adesso condisco con olio, facciamo una salsetta, un po' di succo di limone, fior di sale e un po' di pepe. Adesso mettiamo i scampi dentro. Ecco, il secondo piatto è pronto. Adesso facciamo una tartare di boscarin, un bue istriano, non troppo condito, con un po' di olio di busa, con un po' di tartufo nero che si trova in queste zone di Orsera anche. Ecco, adesso abbiamo tritato il bue, adesso facciamo il condimento, con olio antico di queste zone qua di Istria, busa, fior di sale, un po' di pepe, giusto un pizzico di limone. Ecco, la tartara è pronta, condita leggermente e la mettiamo in un vaso. Adesso facciamo il tris. Adesso condiamo un po' con olio istriano busa, un pizzettino di sale, una scorza di limone ai scampi e il piatto è finito. E qua manca ancora un bicchiere di malvasia. Con questo piatto io vi saluto, faccio un brindisi e invito tutti gli italiani buon gustai a visitare nostra Orsera. Grazie, ciao! E poi, per una ancora migliore digestione, cosa c'è di meglio di un po' di sana attività alla scoperta dello straordinario ambiente del Limski Kanal, canale di Leme? Ci troviamo all'aeroporto di Orsera. Da qua possiamo vedere gli aerei storici, che sono storici, e noi stiamo andando al canale di Leme, un bike tour che facciamo inizio proprio qua. Ecco, stavo proprio parlando con i tedeschi qua che sono scesi dalla rotta 171, bike tour di Canale Leme, e hanno detto che è perfetto. Adesso fanno una sosta, forse anche vanno a nuotare. Lungo il percorso di bike tour di Canale di Leme troviamo una natura tipica mediterranea. Ci troviamo nel bosco di Contia, che si trova a 2 passi dal canale di Leme, e qua possiamo trovare gli animali selvaggi e la mia nonna sempre diceva: vai a Contia, no, non andare, ti perdi, perché ci sono gli alberi così alti, ma con nostra bike tour è tutto organizzato, tutto segnato, si può vedere 171, Eco Ride, vicino a Canale di Leme. Se siete stressati solo per un weekend potete venire a Orsera a fare questo percorso Bike 171 Eco Ride e vi rilassate immersi nel verde del bosco di Contia. Allora
Se fate vacanza a Orsera è una giornata con poco sole, è la valida alternativa per fare questo percorso e godere la natura di questo bosco. Il bosco di Contia è anche una zona naturalistica protetta. Mute le dolcissime parole del silenzio, tutte lì racchiuse in uno sguardo. Spesso i fatti parlano di più delle parole, forse più di un ti amo dritto in faccia, scelgo con te. Allora siamo scesi sulla costa di Leme, abbiamo visitato questa grotta dei pirati che è molto popolare, anche una particolarità di Leme che ha tante grotte. Quella più misteriosa è quella di San Romualdo, che era un prete, e si può anche visitare con una guida, molto interessante. Allora anche una cosa molto importante di Leme è che è un posto protetto per legge, è una riserva speciale di mare. Il canale di Leme è anche ben conosciuto per allevamento di cozze e di ostriche, e per via dell'acqua salmastra, allora è un mix di acqua salata e acqua dolce. Acqua dolce viene dal fiume sotterraneo Pasincica, che viene dal cuore dell'Istria, che è Pisino. E vabbè, c'è di tutto, allora non è solo una bike tour normale, proprio unica, perché c'è di tutto, c'è la natura unica, c'è la gastronomia, l'agroturismo, poi la storia e le leggende. Se volete sapere di più, visitate Orsera, venite a Maistra e con Fun and Sport potete fare una bella gita Eco Ride 171 con Canale di Leme e la foresta, il bosco di Contia. Ecco, siete benvenuti, vi aspettiamo. Cosa aggiungere? Casanova sarà poi davvero naufragato per caso qui a Verser, Orsera? Un'altra piacevolissima scoperta nell'Istria croata che vi invita a non perdervi nemmeno la prossima tappa di Target.